Questa mattina, poco dopo le 11, a Fara Vicentino si è scatenato l'inferno, qualcuno lo ha definito un vero e proprio Far West. Spari, urla, una colluttazione tra un cittadino di origine magrebina e i carabinieri. Poi il dramma in via Crosara, a Fara Vicentino, con un agente della polizia locale, Alex Frusti, ferito gravemente da 2 proiettili al piede e al torace. Colpi sparati dal ragazzo extracomunitario in evidente stato confusionale che sarebbe riuscito a sfilare la pistola d'ordinanza a uno dei carabinieri mentre gli altri cercavano di immobilizzarlo utilizzando anche un taser. Lo straniero, raggiunto da almeno un colpo di pistola, è stato ucciso. Al momento c'è ancora riserbo sull'esatta dinamica dei fatti, anche se alcuni testimoni raccontano che il magrebino stava camminando lungo la strada dalla zona di Mason a piedi scalzi e con indosso una tunica. Durante il tragitto avrebbe importunato alcuni passanti e automobilisti. Sulle sue tracce, probabilmente a seguito di alcune segnalazioni, si era messa una pattuglia dei carabinieri che lo ha raggiunto in via Roma, a Breganze, per poi tentare di fermarlo appunto in via Crosara, a Fara Vicentino, dove in supporto è arrivata anche una pattuglia della polizia locale in transito. L'uomo avrebbe avuto fin da subito un atteggiamento aggressivo, urlando Allah Akbar, Dio è grande, e inveendo contro le forze dell'ordine. In una manciata di secondi la colluttazione si è trasformata in dramma, con la pistola sottratta al carabiniere, gli spari, l'agente colpito e il magrebino ucciso dai militari. Alex Frusti, l'agente della polizia locale ferito, è ricoverato a Sant'Orso, dove è stato trasportato e operato d'urgenza. Uno dei proiettili ha provocato il danneggiamento del polmone. Attualmente il paziente è in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono stabili, respira autonomamente ed è vigile. Sull'asfalto i bossoli di almeno 6 o 7 colpi esplosi. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine e ai soccorritori, sono intervenuti anche gli uomini della scientifica.